Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati con noi. Ben ritrovato anche Massimo Cestaro, segretario dello SPCGIL del Veneto, grazie di essere ritornato e di affrontare anche alcune tematiche che sono molto importanti, che peraltro sono condivise anche a livello unitario dagli altri sindacati maggioritari sul territorio e che vanno a coniugare alcuni principi non solo relativi al salario ma anche ai diritti, all'occupazione e alla salute, non solo dei pensionati ma anche dei lavoratori. E ci sono delle manifestazioni che voi avete organizzato, che sono in corso, che vogliono sensibilizzare anche non solo l'opinione pubblica, perché sennò sembra che il sindacato non si interessi di tante dinamiche e tante problematiche, ma anche naturalmente le istituzioni, vero? Assolutamente sì. Adesso noi siamo di fronte a una stagione piuttosto complicata, perché alcuni nodi vengono al pettine, cioè la condizione materiale delle persone sta subendo degli arretramenti importanti. Tant'è vero che il 18 c'è una grande manifestazione dei lavoratori metalmeccanici e del gruppo Stellantis, sapendo che il tema dell'auto è un tema che parla a larga parte dell'economia del paese, pensiamo a tutta la filiera, tutto quanto l'indotto. Ma domani c'è il sciopero e manifestazione dei lavoratori del pubblico impiego, poi qualcosa diremo anche su questo, perché c'è un'adesione anche nostra e poi spiegheremo perché. Il 25 di ottobre c'è sciopero e manifestazione dei lavoratori chimici e tessili. Anche queste iniziative unitarie dei sindacati di categoria di CGIL e CISUIL. Tra il 29 e il 30 ci saranno manifestazioni in tutta Italia dei pensionati e poi ne parliamo. Il 31 ottobre c'è lo sciopero della scuola. Proprio un ottobre caldissimo questo. L'8 novembre c'è lo sciopero del trasporto locale. Questo per dire insomma quello che sta succedendo nel nostro paese, è che appunto stanno venendo al pettine alcuni nodi, in particolar modo il potere d'acquisto delle persone. E in questo c'è il ragionamento che riguarda i pensionati. Ora, noi stiamo attendendo le decisioni del Parlamento in termini di rivalutazione. Noi abbiamo fatto qualche altra puntata sul tema delle perequazioni e nelle puntate precedenti abbiamo fortemente criticato il governo che ha applicato degli aumenti nettamente inferiori rispetto a quella che è l'inflazione del nostro paese. Abbiamo fatto dei conteggi, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, dove un pensionato con 2.000-2.500 euro lordi nel corso della sua vita lavorativa, quindi ragionando sull'aspettativa di vita, quindi ragionando sempre di medie insomma, e non di valori certi individuali, però il danno è attorno ai 35-40 mila euro. Ora, la particolarità dei pensionati è che la rivalutazione viene decisa dal Parlamento e non abbiamo nessuno strumento di rivendicazione. Voglio essere più chiaro, avendo fatto anche dei contratti di lavoro, diciamo, nell'altra vita, quando tu hai una condizione per cui perdi potere d'acquisto, nel rinnovo contrattuale provi a recuperare quel potere d'acquisto perso. Qualche volta ci riesci, qualche volta no, però sicuramente ci provi. Nel caso dei pensionati questa cosa non esiste. Non è possibile. Cioè, ogni volta che il governo e il Parlamento decidono un'applicazione di una percentuale inferiore rispetto all'inflazione, quella è una perdita non più recuperata che si riverbera per tutta quanta la vita lavorativa. Lo dico perché pare che questa volta il governo voglia applicare quelle percentuali già definite dalla legge Prodi alcuni anni fa, e quindi 3 fasce
il 100% di applicazione dell'inflazione per le pensioni 4 volte al minimo, poi il 90% quelle superiori, il 75% quelle più alte, però c'è stata una risposta sibillina del Ministro delle Finanze, dice vabbè, questa è l'idea del governo, poi vediamo il Parlamento cosa decide. Ora, tutta la manovra è decisa dal Parlamento, non solamente questo aspetto, quindi questa sottolineatura fatta dal Ministro, come a dire noi saremmo per garantire i trattamenti economici adeguati, però poi il Parlamento, vedremo cosa succede, ci insospettisce un po'. Ma al di là di questo, anche nell'ipotesi in cui vengano applicate le percentuali più interessanti, va sempre tenuto presente che stiamo ragionando su una inflazione che si attesterà tra l'1,5%, quindi un valore veramente molto basso. Certo. Quindi in questo caso diciamo il governo farebbe anche bella figura ad applicare le percentuali più interessanti per i pensionati avendo diciamo, una percentuale di inflazione molto bassa, perché noi la botta l'abbiamo avuta nel 23 sì. e nel 22 quando l'inflazione era quasi a 2 cifre. E lì diciamo la decurtazione è stata importante. Un attimo che leggo solo un messaggio che era arrivato prima, poi chiedo anche di far passare la prima slide, però intanto, mamma mia, era ora che tornassero le manifestazioni sindacali, sembrava sino a ieri che l'Italia fosse solo il Bengodi, abbiamo i salari tra i più bassi d'Europa con potere d'acquisto bassissimo, ma dove viviamo realmente? Sì, appunto è un po' questo, infatti tutta quella carrellata di manifestazioni a cui facevo riferimento, sostanzialmente hanno alla base il rinnovo dei contratti e la necessità delle persone di avere delle risposte significative da questo punto di vista. Naturalmente la situazione è talmente preoccupante e grave che non escludiamo dal mese di novembre e dicembre vedremo anche uno sciopero generale nazionale di tutti quanti i lavoratori. Non è ancora decisa una data, però se continua questa cosa per cui il governo non apre un'interlocuzione con le organizzazioni sindacali e i dati sono quelli che abbiamo provato a dire, sarà inevitabile lo sciopero però generale sembrerebbe nazionale. che almeno la finanziaria approvata il taglio al cuneo fiscale sia stato stabilizzato, quello per quanto riguarda i redditi. Sì, però che è già una cosa che perché sì, e questo è importante, così come importante se, come dicevo prima, se venissero confermate le percentuali per gli adeguamenti delle pensioni, quelle più favorevoli ai pensionati. Però anche qua, se posso usare una battuta che faceva un amico mio qualche tempo fa quando la benzina schizzava verso l'alto, diceva per me non è un problema perché tanto faccio sempre 20 euro. Sì, però evidentemente che fai sempre 20 euro, però devi farlo più spesso perché... Certo. Cosa voglio dire questo? E che è la ragione per cui partecipiamo attivamente alla manifestazione del 19 dei pubblici dipendenti, perché per esempio uno dei temi è quello della sanità, cioè se tu porti nelle tasche delle persone qualche euro in più, ma come stiamo vedendo poi sei costretto a scegliere la via del privato perché il pubblico non è più in grado di corrispondere alle esigenze delle persone. Abbiamo dati preoccupanti di persone che rinunciano a curarsi oppure di persone che spendono tantissimo perché devono rivolgersi al privato, perché il pubblico non è in grado di dare le risposte nei tempi necessari. Non tanto dal punto di vista della qualità, perché è caso di dirlo insomma, che la sanità pubblica italiana dal punto di vista qualitativo ancora una sanità importante, ma quello che è all'ordine del giorno è la famosa storia delle liste d'attesa. Certo. Per cose urgenti ormai non siamo più in attesa di mesi, ma siamo in attesa di anni. Ed è evidente che se uno ha una condizione sanitaria preoccupante,
La cosa che fa, se ha la possibilità di farlo, è di rivolgersi al privato. Certo, comunque l'importante, già il fatto del taglio del cuneo fiscale secondo me è rilevante, perché si arrivava a non poter vivere anche la quotidianità, non parlo della sanità ma neanche fare la spesa, chi ha figli si trovava veramente in situazioni, e non solo, gli affitti alti, i mutui che avevano tassi alti, per cui un aiuto andava dato. Tutti gli anni ultimamente il denaro perde circa il 2% e gli investimenti sicuri vincolati nel breve e medio termine non coprono la perdita, pertanto care famiglie ci stiamo impoverendo sempre di più. Sì, diciamo che sono queste le ragioni per le quali abbiamo messo in campo queste iniziative, e il sindacato dei pensionati tra il 28 e il 30 di questo mese, in Veneto il 29, ha messo in campo delle manifestazioni proprio per segnare da un lato il problema della perdita del potere d'acquisto delle pensioni, ma il fatto che è la condizione generale del Paese che ha una ricaduta negativa sui trattamenti pensionistici delle persone, perché come dicevo prima è evidente che se per la sanità devo spendere, se per fare la benzina devo spendere, se per comprare una macchina devo spendere, è chiaro che il mio potere d'acquisto è fortemente ridotto, e quindi sarebbe importante che questo governo decidesse di aprire un confronto con le organizzazioni sindacali. Questa cosa è totalmente inesistente, nel senso che si va avanti per scelte unilaterali da parte del governo senza che ci sia, diciamo, un momento di confronto, sapendo che le questioni che riguardano il sistema previdenziale, il sistema sanitario, chiamano in causa la condizione generale dell'economia del Paese. Cioè, se noi continuiamo ad avere lavoro povero, lavoro saltuario, intermittente, pagato poco, è chiaro che questo ha un riflesso sul versamento di contributi e di tasse, per non parlare poi della piaga dell'evasione fiscale, che continuiamo a dirlo fino alla nausea, ma siamo attorno tra i 90 e i 100 miliardi di evasione fiscale. E anche qua, certo che sono state fatte alcune scelte, penso per esempio alla scelta della flat tax per i lavoratori autonomi. Io capisco che dal punto di vista del lavoratore autonomo avere una tassazione del 15% anziché la curva dell'IRPEF che ho io è più vantaggioso. Però, veda, io qualche anno fa ho dovuto accedere a un ricovero ospedaliero, alcuni giorni, alla fine del quale l'ospedale mi ha inviato il costo della prestazione che è servita, e diciamo era un costo piuttosto importante. Io so che qualcuno ha criticato questa cosa, invece la ritengo una scelta giusta, perché è bene che i cittadini sappiano cosa costa la struttura pubblica. Ma quel lavoratore autonomo che ha una tassazione al 15%, quando va in ospedale costa esattamente come me, non è che costa di meno. E siccome in quel caso c'è l'esenzione anche delle addizionali IRPEF comunali e regionali, allora il trasporto, la scuola per il figlio ce l'ha pure lui. Cioè, voglio dire, bisogna stare molto attenti quando si dice riduciamo le tasse, perché poi l'effetto è che si riducono i servizi, e l'impressione che abbiamo è che in questo ci sia un po' una scelta. Però in questa finanziaria, dati la mano, è stato anche spiegato che sono state integrate, il fondo della sanità è stato integrato l'anno scorso, e quest'anno è stato messo di più rispetto ai governi precedenti, il che ti fa anche capire secondo me la storia dell'amico mio che diceva metto sempre 20 euro di benzina, perché bisogna verificare se questo incremento corrisponde all'incremento del costo complessivo della sanità, perché lì c'è stata questa cosa francamente un po' curiosa di questi 3 miliardi e mezzo presi dalle banche e messi in sanità, che poi alcuni ci stanno dicendo che non è esattamente così. Ma c'è l'osservatorio Gimbe che dice che in rapporto al PIL la spesa sanitaria cala.
Anche qua non si possono guardare, adesso a parte dobbiamo vedere ancora le cose scritte, perché siamo ancora ai comunicati stampa, no? Ma il tema dei costi del servizio pubblico, tra questi la sanità, va visto in rapporto al PIL, non in valore assoluto. Perché in valore assoluto, se io aumento del 5%, ma in realtà l'aumento del costo complessivo è del 10%, io quella sanità l'ho pagata meno rispetto a quello che sarebbe il fabbisogno, che è la ragione per la quale mi pare di capire, fermo restando che vanno letti i testi, che ci siano già un po' di mobilitazione rispetto a questa scelta. Penso a quella dei medici che hanno ritenuto scandalosa, se non ho letto male, la scelta del governo sulla sanità. Lo ripeto, vanno letti i testi. Certo, andrà visto, quindi... adesso intanto restiamo qua nel merito di cosa anche voi giustamente chiedete. Allora, andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme. Si parla anche di non autosufficienti invisibili e di paese divisivo, ma anche iniquo sotto certi profili, e un fisco ingiusto. Altre questioni, io ricordo anche la manifestazione a cui faceva riferimento il segretario che si svolge a Padova, abbiamo anche la locandina tra l'altro, in modo che chi di voi fosse interessato può partecipare. Martedì 29 ottobre, Piazza Cavour, ore 10, parteciperà anche Tania Scacchetti, che è la segretaria generale nazionale, eccolo qui, dello SPI CGIL. Pubblicità, pochi secondi.